milione di presenze. Sono quelle dei turisti che anche in un anno assai difficile come il 2020 hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze a Chioggia e Sottomarina. Il dato è stato riportato dal sindaco Alessandro Ferro attraverso i propri network. Il primo cittadino valuta che a fronte della stagione precedente il numero di 1.028.123 presenze segna sì un calo del 30%, ma viene definito un risultato che rincuora se si considerano i dati delle altre spiagge venete, dove l'afflusso di turisti è stato pressoché dimezzato. Danni contenuti quindi per un settore che si appresta già ora, con il proprio lavoro, a programmare la stagione estiva 2021, nella speranza che le restrizioni vengano meno e che si possa viaggiare in maniera più libera e aperta. Un parcheggio privato e in piccola parte anche pubblico, là dove c'era uno spazio verde lasciato a se stesso. È quanto sorgerà nell'intersezione tra via Santo Spirito, via Niccolò Zeno e il cimitero di Sottomarina. Una variante al piano regolatore generale, promossa e approvata tra il 2007 e il 2009, trova ora compimento con il piano urbanistico attuativo adottato dalla Giunta Comunale di Chioggia lo scorso 3 dicembre. Questa mattina, nell'albo pretorio dell'ente, è comparso l'atto che comunica il deposito del piano nella segreteria generale del Comune per i prossimi 10 giorni, esposto alle eventuali osservazioni e opposizioni dei cointeressati. Il terreno di 6.000 metri quadrati, di proprietà dei coniugi Walter Boscolo Buleghin e Mariella Boscolo Nale, è al momento adibito a verde con la presenza sporadica di specie arboree quali pioppi, rovi e salici, ubicati soprattutto nel lato occidentale, quello che confina con il cimitero. I due parcheggi che andranno a essere costruiti saranno accessibili rispettivamente da via Santo Spirito e da via Niccolò Zeno, in adiacenza a un parcheggio pubblico già esistente. La parte maggioritaria di parcheggio che resterà in carica alla coppia committente, di 4.758 metri quadri, sarà recintata da una rete metallica con pali infissi nel terreno e accesso mediante sbarra automatica. Al comune verrà ceduta gratuitamente la restante porzione di 1.368 metri quadri, che verrà parimenti destinata a parcheggio pubblico in continuità con l'attuale. La capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Chioggia, Barbara Penzo, ha presentato un ordine del giorno all'attenzione della prossima seduta dell'Assemblea cittadina, chiedendo di votare la costituzione di un tavolo a governance pubblica in materia di servizi sociali. L'iniziativa, nelle intenzioni della promotrice, dovrà essere allargata agli esperti e alle realtà del territorio che operano quotidianamente in contesti contrassegnati dalla vulnerabilità. Si tratta di un luogo per la concertazione e la mappatura, spiega Penzo, allo scopo di programmare in maniera strutturale gli interventi, a partire dalla realtà e dai bisogni delle persone a rischio anche in modo preventivo. Il quadro segnato dall'emergenza, secondo la segretaria del PD, impone una profonda analisi della situazione socio-economica ed educativa del territorio e quindi del modello di welfare cittadino. Il dopo sarà ancora più drammatico dell'oggi, conclude Barbara Penzo, pensando soprattutto alle famiglie che hanno all'interno persone con disabilità, anziani soli o non autosufficienti, lavoratori precari, alloggi provvisori. Le associazioni di volontariato hanno visto triplicare le richieste di aiuto ai centri di ascolto, i quali hanno osservato la crescita di nuove povertà in ambiti dove non erano diffuse.
Vale anche considerare come, dalle dimissioni dell'assessore alle politiche sociali Luciano Frizziero nel giugno 2020, la città di Chioggia non ha più avuto un assessore dedicato a questo delicato settore, in quanto l'interim delle deleghe è stato detenuto dallo stesso sindaco Ferro. Tutto in un braccialetto che salva la vita ai diabetici. Patologie, medicinali in uso, allergie, intolleranze farmacologiche e alimentari, orario di somministrazione dell'insulina, dei farmaci, gruppo sanguigno, dati optometrici, consenso o diniego alla donazione degli organi, numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza, foto identificativa, frequenza cardiaca e risultati del test per la ricerca del Covid. In caso di emergenza o necessità, chiunque avvicini il proprio telefono a questo bracciale ipoallergenico e resistente all'acqua, senza scaricare alcuna applicazione specifica, è in grado di visualizzare i dati medici che possono salvare la vita al suo possessore. 3.000 di questi braccialetti saranno distribuiti a Chioggia ai polsi di altrettanti pazienti diabetici, seguiti dal servizio di diabetologia, che li accompagna all'uso attraverso la consegna di una brochure informativa e l'aiuto eventuale nell'inserimento dei dati. Il progetto dell'Associazione Diabetici del Centro Lagunare, realizzato grazie al contributo dell'Assessorato regionale della Sanità, è quello dell'Ulstre Serenissima. La consegna del braccialetto ai pazienti diabetici, assieme al supporto nel primo utilizzo, avverrà nei prossimi mesi. La necessità di avere i dati sempre con sé, dice la presidente dell'associazione Maria Teresa Marangon, è fondamentale. Diventa vitale avere un accessorio che con un piccolo gesto possa dare le informazioni delle patologie di cui una persona è affetta, nel caso per esempio di ipoglicemia inavvertita. La casa è un diritto, ma quella pubblica, se si possiede un patrimonio finanziario che si avvicina al 1.000.000 di euro, no. Eppure c'è chi, tra eredità, trattamenti di fine rapporto e lasciti, è quasi milionario, ma continuerà a approfittare di un alloggio pubblico perché ha più di 65 anni di età. Tutto regolare in effetti, almeno dal punto di vista giuridico. Lo prevede la legge no regionale 39 del 2017, che ha cambiato i parametri di accesso alle abitazioni popolari, sostituendo il reddito con l'ISEE, che include anche le proprietà, vetture, imbarcazioni, immobili e risparmi, salvaguardando però chi ha più di 65 anni da restituire la casa pubblica, anche se provvisto di un ingente patrimonio. Ma ora sono un centinaio nel territorio metropolitano di Venezia gli irregolari che a breve riceveranno dall'Atter l'avviso di sfratto se non giustificheranno la propria posizione. Partirà infatti a giugno la verifica ufficiale dei requisiti, anche se da quanto emerge dai controlli svolti negli ultimi mesi nell'area della città metropolitana di Venezia, negli alloggi dell'Ater risultano circa 70 gli assegnatari che superano i 35.000 euro del rapporto ISEE-ERP, 13 quelli con un patrimonio finanziario che supera i 200.000 euro. Di questi 6 stazionano oltre i 330.000 euro, mentre uno supera addirittura il $500.000. L'alloggio pubblico, commenta il presidente facente funzione di Ater Venezia Fabio Nordio, non può essere considerato un diritto acquisito, magari trasmissibile in maniera ereditaria da chi non si trova più nelle condizioni di difficoltà economica. Situazione analoga tra le case del comune di Venezia, dove sono circa 30 gli avvisi pronti a scattare. 8 inquilini possiedono più di 200.000 euro di patrimonio finanziario, 5 stanno oltre i 300.000, mentre 3 si avvicinano al $500.000 e uno addirittura può contare su 900.000 euro in banca. Una questione etica prima di tutto, della quale si sta occupando anche la Guardia di Finanza per accertare le irregolarità emerse dalla definizione dei nuovi parametri.
Ma a Venezia, dove lo spopolamento e il problema case e residenza sono più attuali che mai, succede anche questo.